Va ora in onda Potere al Popolo. Tranquilli, c'è Sammy Varini in diretta con voi dagli studi di Milano, via Bellerio 41, Radio Libertà, dal fortino della Lega. Vi comunico che il sito elettronico del Corriere della Sera ha messo in apertura ciò che scrive oggi il quotidiano Il Giornale, che ha intervistato il ministro dell'Interno Piantedosi. Ed ecco la mail. Faccela vedere, Francesco, con il buongiorno anche a te, il grazie della mano che mi dai. La mail del 2021 di Salim El Kodri all'Università di Modena. Cosa aveva scritto in questa mail? Dovete farmi lavorare, bastardi cristiani di merda. E questa è una mail che viene citata quest'oggi dal ministro Piantedosi, intervistato sul quotidiano Il Giornale. Abbiamo sentito in rassegna stampa questa che forse è la notizia che potrebbe cambiare molto e magari dare ragione a qualcuno che diceva delle cose che è stato attaccato? Punto di domanda. Lo vedremo. Intanto il sito del Corriere lo mette proprio in apertura, mette questa mail, mentre il sito di Repubblica non ne fa assolutamente menzione. Qui Parlamento. Sempre un piacere ospitare i parlamentari della Lega nella nostra chiacchierata tra le 11 e mezzogiorno. Grazie per essere con noi al senatore Giorgio Maria Bergesio. Ciao! Grazie, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, tra le tante preoccupazioni, certo, in questo periodo di guerra, in cui viviamo un'economia di guerra, certo c'è il settore dell'agricoltura, a te molto caro, e so che l'altro giorno hai fatto un question time con il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Di cosa ti sei occupato? Di cosa avete parlato, Giorgio? Ma guarda, sostanzialmente il comparto nostro, quello agricolo, quello agromeccanico di tutta l'Italia, rappresenta comunque strategicamente una forza per la competitività di quello che è il nostro sistema agroalimentare italiano, e soprattutto per quanto riguarda il tema dell'innovazione, sostenibilità, efficientamento energetico, agricoltura di precisione, digitalizzazione, automazione, è un elemento forte ed è centrale. Ci sono stati dei problemi relativamente alla transizione 5.0, cioè quelli che erano gli esodati, quelli che dovevano rientrare, perché la normativa vigente in pratica è stato inserito che devono essere compensati i crediti delle aziende agricole entro il 31 dicembre 2026, e noi sappiamo bene che il regime fiscale penalizza fortemente un lasso temporale così breve. Ci vorrebbe almeno 3, 4, 5 anni per riuscire a recuperare i crediti che si ha per ogni singola azienda agricola, e questo rappresenta un rischio concreto. Questo è un primo punto. Il secondo tema è l'agricoltura 4.0, che era una misura finalizzata, diciamo, a consentire alle imprese di programmare i nuovi finanziamenti, che ha funzionato benissimo. Pensate che nel 2025 il 48% delle imprese agricole ne hanno beneficiato, e soprattutto noi diciamo anche che il settore agromeccanico ha raggiunto un valore di 13,6 miliardi lo scorso anno. Però dovuto a questa incertezza c'è stato un calo degli ordini, si parla di circa il 40%, io ho un riferimento sulla regione Piemonte, e soprattutto anche di fatturato, un 20%. Allora io semplicemente ho chiesto al Ministro in un'interrogazione che cosa ci fosse intenzione di fare, perché il governo, noi sappiamo bene, ha investito tanto in agricoltura, mai come in questi ultimi 3 anni. Va dato merito, io non sono al governo, sono in Parlamento, però sosteniamo questa maggioranza che sta facendo grandi cose, ma in agricoltura sono stati investiti oltre 12 miliardi di euro dal 2022 ad oggi. E diciamo che il mercato delle trattrici agricole ha fatto registrare un incremento del 13,7% lo scorso anno, nel 2025, con oltre 17.500 unità immatricolate. Questo è un dato importante. Diciamo che, dobbiamo dircelo chiaro, che ISMEA ha emanato queste misure con una dotazione complessiva di 400 milioni di euro che sono state finanziate circa 3.000 imprese,
e adesso verranno assegnati ulteriori 110-115 milioni di euro. Allora però diciamo che il ministro nella sua replica si è preso l'impegno, intanto per quanto riguarda il 4.0, che ha 2 milioni di finanziamento, che era stato inserito in legge di bilancio 2026, il decreto attuativo sta per essere emanato, lui ha naturalmente dichiarato in aula che il decreto era alla firma del Ministero dell'Economia e Finanze, però questo decreto, che è importantissimo, andrebbe ancora accompagnato da qualche risorsa in più. Cioè 2 milioni di euro non sono molti, sono pochi per le nostre imprese agricole. Noi parliamo di 740.000 imprese agricole nel nostro paese e una quota importante va sull'innovazione, sulla meccanizzazione, eccetera. E poi il tema del 5.0, fosse possibile lavorare attraverso il Ministero dell'Agricoltura, Ministero delle Imprese del Made in Italy, Ministero dell'Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate, fare in modo che il recupero dei contributi agricoli da parte delle aziende agricole avvenga in più anni, almeno 4-5 anni, perché ci sono delle aziende che riescono a recuperare sì e no 30-40 mila euro l'anno e sicuramente non bastano per degli investimenti che stanno facendo. Il Ministro ha assicurato il suo interesse forte su questo tema. Io credo che tutto sia anche un po' legato a questa questione del patto di stabilità, perché se noi avessimo delle risorse aggiuntive, soprattutto noi abbiamo chiesto di poter lavorare sulla crisi energetica, perché voi sapete che quella è molto importante, il credito d'imposta che siamo riusciti a assegnare nel DL fiscale in Commissione Finanze, che il Presidente è Massimo Garavaglia, siamo riusciti ad ampliarlo addirittura anche alle serre e a tutti i lavori del florovivaismo, orticolo, perché è importante. Ma questo credito d'imposta del 20% in agricoltura rappresenta un aiuto, un sostegno, sta partendo in questo momento, sta iniziando, è già iniziata, ma sta andando avanti i lavori agricoli, le semine, a breve avremo anche i raccolti per quanto riguarda il mese di giugno, frumento, orzo, eccetera, e questo permetterebbe agli agricoltori di avere uno sgravio. Allora anche qui la determinazione, tu sai bene che noi il 18 aprile siamo stati in piazza Milano, abbiamo chiesto che vogliamo assolutamente un'Europa più vicina ai nostri agricoltori, ma non solo, ai nostri cittadini. Cioè, noi va bene sforare il patto di stabilità per le armi, anzi non va bene, perché dobbiamo aiutare invece le altre situazioni economiche, le famiglie, le imprese, eccetera. L'Europa, a nostro avviso, deve cambiare rotta. Noi domani lo diremo anche, domani avremo una risoluzione importante, avremo due mozioni in aula, una per quanto riguarda la crisi energetica e una per quanto riguarda il settore agroalimentare. Lo dico per informazione agli ascoltatori. Nella mozione sul settore agroalimentare ritorniamo anche sul tema energia, che è molto importante, tema fertilizzanti. Noi vogliamo che l'Europa difenda le produzioni identitarie, che non le criminalizzi, cioè il tema vero è anche quello dei rapporti col CETA, col Mercosur, perché guardate che il Mercosur, abbiamo visto in Grecia, è stata bloccata l'importazione di carni avicole che arrivavano dal Brasile, è scattata anche la moratoria per quanto riguarda la carne bovina a partire dal Brasile da settembre 2026, perché si è trovato all'interno di carne bovina che proveniva in Europa degli ormoni e degli antimicrobici che sono vietati in Europa, e pertanto diciamo che i controlli stanno dando riscontro, però noi non possiamo pensare di dover viaggiare tutto il giorno con la massima allerta per delle importazioni che poi danneggiano i nostri mercati, perché vengono prodotti in modo assolutamente non conforme a quelle che sono le regole della nostra agricoltura. Noi parliamo di un impatto dell'industria alimentare italiana che ha avuto un'esportazione nel 2025 di 70,5 miliardi di euro, cioè noi siamo una forza, però l'Italian Sandy è anche vero che vale oltre 120 miliardi, e in questi accordi non vorremmo che poi venissero privilegiate scappatoie o aspetti strani, perché il patrimonio delle nostre DOP, delle nostre IGP e tutto quello che ne concerne è un patrimonio straordinario che riguarda vino, pasta, olio, formaggi, tutti i prodotti che sono unici al mondo perché vengono prodotti in Italia con una garanzia di sanità e salubrità che nulla ha a che vedere col resto del mondo.
Ci hai detto cose molto importanti che testimoniano l'amore della Lega verso queste nostre terre e abbiamo lanciato degli allarmi mica da niente. L'ultimo citato è proprio quello sul Mercosur. Stanno arrivando le schifezze. Per il momento ci fermiamo, veramente grazie al senatore Giorgio Maria Bergesio. Buon lavoro, Giorgio. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie, a presto. Qui Parlamento. Un quarto di luna, mezzo di rosso, sparso qualche moccio e i due cani intorno ai nostri cuori, sbaiati come dei calzini, le anime su scalze, sulla strada degli abbati fra sassi e rami secchi, di castagne senza tempo, a quest'ora c'è ristoro, dopo una dieta di rancori e rimpianti, e mi scuola la tristezza, un abbraccio all'amarezza, li ho lasciati nella valle alla fame dei cinghiali e mi scolo la vernaccia, un liquore di basilico, al mio risveglio etilico c'è una vita ormai letale. Scocca l'ora della campana della chiesa, questa casa è una festa di peccati e pensieri sottaciuti, di speranze conquistate, in ogni modo vibra dentro, nel sentire un temporale, oh, l'amore in briciole di pane, il silenzio, il sottofondo, la processione, il cimitero, una scopata questa vita dove godo solo, e io mi scolo la tristezza, un abbraccio all'amarezza, li ho lasciati nella valle alla fame dei cinghiali, io mi scolo la vernaccia, un liquore di basilico, il mio risveglio etilico ha una droga ormai letale, faccia passare la Madonna, quella santa del paese, che rattappa gli anime come mia mamma e i suoi collani, c'è una droga ormai letale, la convenzione occidentale, divorata dal benessere, e cioè l'avere l'essere, invece qui non ho più niente, solo l'amore indecente, una scopata a questa vita dove godo solo io mi scolo la tristezza, un abbraccio all'amarezza, le ho lasciate nella valle alla fame dei cinghiali, e poi mi scolo la vernaccia, un liquore di basilico, il mio risveglio etilico da una droga ormai letale. Da una droga ormai letale. Da una droga ormai letale. Guarda, abbiamo appena finito di parlare dei pericoli del Mercosur e andiamo proprio con un artista che ama il proprio territorio, che ama il nostro territorio, lo difende e si sta inventando una nuova vita proprio su questo fronte. Lo ritroviamo con questo pezzo, Un quarto di luna, torna con noi Luca Soul Signorini, ciao! Ciao Sammy e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oh, come va? Sono Come va? contento bene Sammy, sono contento di essere qui con voi e ti ringrazio sempre tanto, sempre sensibile alle nuove uscite, alla nuova musica. Assolutamente, soprattutto quando è roba buona, è roba veramente che parla di noi, del nostro territorio, Sì. delle tradizioni e qui io leggo di te appunto che
ha intrapreso una nuova vita, da una parte Pontremoli, dove hai fatto base, e poi, facendo squadra proprio con il territorio, cercando che cosa? Parlaci di questa nuova vita, Luca. Guarda, è stata una decisione che ho maturato, in realtà era da tanti anni che maturava questa cosa qui, la volontà di esplorare una nuova dimensione di vita e soprattutto di tornare qui nella zona della Lunigiana, per intenderci, che è un po' Emilia, un po' Toscana, un po' Liguria, è una terra di mezzo, diciamo così, che è anche non distantissima da Milano, ma che porta, diciamo, in sé dei valori di autenticità, semplicità, di caratteristica proprio del territoriale, molto, molto radicata nelle persone e delle gente. Esiste ancora un'autenticità che facevo fatica a ritrovare, forse anche per sbaglio, diciamo così, nei posti dove abitavo un tempo, e questa cosa mi è servita un po' per ridimensionare tutto e per avere nuovi occhi su nuovi orizzonti, un nuovo sguardo. E dici niente, scappare dalle grandi città, e tu eri qui a Milano, dove vedi come si vive oggi a Milano, e poi è chiaro che per scendere fino a Pontremoli devi passare magari da Modena, e abbiamo sentito cosa cavolo è successo. Purtroppo sì, assurdo veramente. Una situazione che lascia allibiti, è un periodo veramente particolare, strano, è un mondo veramente particolare che ha perso di vista tantissimi valori, tantissime situazioni, e la mia volontà forse di spostarmi non è stato quanto il discorso di lasciare Milano, abbandonare Milano, ma è stata proprio una necessità personale, quasi fisica, per cercare di assorbire diversamente, di avere un punto di vista diverso rispetto a tutte queste cose, perché credo che ci sia veramente un disorientamento generale, no? Rispetto a quello che succede tutti i giorni, vi dicendo, diventa difficile decifrarlo, diventa difficile comprenderlo, diventa difficile trovare, diciamo, delle soluzioni che possono essere, diciamo così, a breve termine. Bisogna veramente una rivoluzione, diciamo, piano piano, fatta a livello culturale, a livello di nuovi stimoli, proprio perché si sta perdendo un po' la rotta. Partendo proprio dalle nostre terre, dall'amore per il nostro territorio, per la nostra gente, per le tradizioni, per le lingue, per i dialetti, una cosa per le assolutamente, cose... quello sono assolutamente d'accordo, ed è una cosa diciamo che mi caratterizza molto, e l'ho riportata appunto anche in questo brano, e lo sarà anche nelle mie altre produzioni, nel senso che il territorio, la sua storia, anche il dialetto, anche i modi di dire, qualsiasi cosa che ti dà un senso di appartenenza è assolutamente importante ed è da riscoprire. L'autenticità, insomma. E come? Infatti questo pezzo, Un quarto di luna, rispecchia questa tua filosofia accresciuta proprio dal fatto che ti sei legato a questa nuova terra, e c'è anche un video molto particolare in circolazione, e noi l'abbiamo trasmesso, ma per chi non lo ha visto, parlacene, che cosa contiene, qual è il messaggio che traspare da questa canzone? Guarda, allora diciamo che il gioco è finito, diciamo, sulle prime frasi, anche che dice il ritornello, no? Mi scolo la tristezza e diciamo così, un abbraccio all'amarezza. Diciamo che è finito sotto questo tema etilico semplicemente per un fatto, diciamo, temporale, nel senso che era un periodo di sagre qui, di sagre particolare in questi paesi, in queste zone, dove ci sono anche le processioni, dove lo dice la stessa canzone, quindi è abbastanza un film questa canzone. E la cosa che mi è venuta in mente per primo è che quando arrivo a Pontremoli e comincio a salire queste colline, dove ci sono circa 7-8 chilometri di colline senza un paese in mezzo prima di arrivare dove sono io, perché è un borgo di quelli che si stava svuotando, che si è svuotato. Siamo una ventina di abitanti su una popolazione che era di 1000 fino a 20 anni fa. E cosa è successo? Che mi è venuta come
la volontà, diciamo, di dire lascio indietro tutto dell'amarezza della vita, di queste situazioni qua, e ho usato questo tema sarcastico semplicemente per dire la lascio giù alla fame dei cinghiali, insomma, tutto quello che è l'amarezza e la tristezza, abbandono questo tipo di vita e riguardo con uno sguardo diverso tutto quello che verrà, con una consapevolezza diversa e un'accettazione anche di me diversa. Quindi è stato un gioco bucolico, ma in realtà è semplicemente un messaggio diciamo così, di trasformazione e di cambiamento, e soprattutto di lasciare, insomma, le scorie della vita. La vita è una sola, è un passaggio, è una necessità, e dobbiamo cercare di accettare, comprendere, ma in questo tempo anche così di rimetterci al mondo, ecco, di rimettersi al mondo. Questa è una bella riflessione. Siamo un pochettino invidiosi, ecco, di questa tua scelta di vivere lontano da quelle che sono le interferenze che purtroppo ci sono nelle grandi città, ma anche nella vita di tutti i giorni. A volte è importante, cari ascoltatori, ritagliatevi del tempo e staccate la spina con queste interferenze e cercate di pensare a voi, alla vostra salute, ai veri problemi della vita, e quello che ci gira intorno è tantissimo, è grave. Siamo in mezzo alle guerre, siamo in mezzo ad aspiranti terroristi o a pazzi, chi lo sa, e cerchiamo ogni tanto di staccare perché è psicologicamente importante. E perché no, usiamo come fonte di ispirazione anche questi artisti come Luca Signorini, Luca Soul Signorini, lo trovate facilmente su YouTube con questo pezzo, Un quarto di luna. Ma Luca, noi ti seguiamo da anni e la tua produzione è sempre È vero. È Io genuina. ti ringrazio per questo. E aggiungevo che, guarda, è stato interessante quello che stavi appena dicendo, proprio perché mi sento fortunato assolutamente, perché sono riuscito in qualche modo, insomma, a cambiare insomma, posto, posizione. Soprattutto questo è avvenuto purtroppo quando qualche anno fa è mancata mia mamma, è maturato, si è velocizzato questo tipo di discorso qua nel decidere anche questo cambiamento. Ma è assolutamente vero quello che hai detto, cioè il fatto di riuscire a rimettersi in gioco, ma soprattutto cercare di trovare un attimo di contatto con, appunto, con il tuo sentire, con le tue radici, o con la volontà, insomma, che ti spinge verso queste, è necessario anche proprio per affrontare e rielaborare quello che c'è intorno a noi. E forse probabilmente succede perché la gente si è alienata da questa situazione qua, cioè è totalmente alienata rispetto alla propria radice, alla propria esigenza, alla propria vita. È diventato, capito, una distorsione di tutto questo. E quindi il ritorno alla semplicità, anche quella proprio rupestre, come dire, bucolica, è secondo me qualcosa che può servire anche ad essere più sereni, ad accelerare anche di energie positive quelle che ti stanno attorno. Capito? E io ve lo dico sempre, ascoltatori, cominciamo a ritagliarci un po' di tempo per noi, anche ritagliarci il weekend, cerchiamo di staccare, magari semplicemente passando il weekend in quelle località bellissime, abbiamo questa fortuna incredibile di averle qua in Italia, staccate dal mondo, ma magari appunto a 100 chilometri da casa vostra. L'esempio di Pontremoli, provincia di Massa Carrara, ragazzi miei, cioè ci si arriva in giornata, potete andare a fare dalla mattina alla sera senza problemi, ma quando siete lì un sospiro di sollievo vi giuro che lo fate. E magari incrociate Luca Soul Signorini, che tra un bicchiere di vino... A Cervara, esattamente, si chiama Cervara il borgo dove siamo ubicati, ed è un bel posto dove c'è il Lago Verde, dove ci sono parecchie passeggiate nell'Appennino, qua intorno, Appennino Tosco-Emiliano, e è molto interessante anche per chi gli piace il trekking, la bicicletta, quindi è un passaggio obbligato se volete passare di qui, e mi troverete sicuramente. Io direi, come dico, qua siamo in 20 20, quindi è difficile non trovarmi. Stupendo.
io fossi in te mi proporrei anche un giro turistico con Luca Sol Signorini e naturalmente con la tua musica, e facci un pensierino magari contattando le varie agenzie, aziende eccetera. Io lo farei, ma anche le famose sagre di paese sono sicuro che avranno bisogno di qualcuno che animi con la musica giusta il territorio. Luca, quando si muove qualche cosa di nuovo, tu lo sai che noi ci siamo. Se appunto partecipi a qualche evento, a qualche festa, se fai qualche serata da segnalare, oltre chiaramente a cercare sui social Luca Soul Signorini, ascoltando la nostra radio tu sai che noi siamo anche il tuo altoparlante. Ok. Guarda, vi invito il 17 luglio per adesso qui a Cervara. Urca. Farò un piccolo concerto e ci sarà sicuramente cibo della zona a chilometro meno che zero diretto, diciamo, e si potrà sicuramente intervenire in questo piccolo borgo che anche è molto caratteristico, seppur diciamo vabbè, in estate sicuramente viene qualcosa di più, perché qui ci sono tantissimi immigrati di natura francese, erano andati nel dopoguerra in Francia e tanti in Inghilterra, quindi ritornano qua durante l'estate alla casa madre, ecco così. Però sarebbe un po' più di 20, ecco questo è il discorso, per avere una battuta. E vi aspetto volentieri, insomma, il 17 luglio, che è anche il mio compleanno. E allora, signori, 17 luglio, Cervara, Pontremoli, Massa Carrara, andiamo a trovare Luca Sol Signorini e a sentire il profumo del territorio. Grazie Luca, buona musica. Grazie a te Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sempre il numero uno, Sammy. Un abbraccio grande. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. On the pillow, another day has passed and I still can't see clear. I look in the mirror, but who do I see? A reflection of doubt is not who I wanna be. Every girl in the struggle, every boy in disguise. We hide our true feelings, trapped behind our lies. You don't need to
to feel sorry if you do disagree with the voices that tell you you can love yourself. Please say, oh, no, love me right, love me, yeah. I wanna scream, 'cause this mess that I have is not letting me breathe. I wanna feel this, feel it, feel it all. I'm not gonna lose again my soul. I wanna cry and not feel just for what's inside my eyes. In a minute, the sun is so bright, but you're wondering why it feels like you're lost in the night. You don't know your way home or where you're gonna be, and you just need someone to say you're doing well. Dear to the girls who feel broken, boys holding their fears, we learn to be stronger, not by suppressing tears. We don't need to be ashamed, we're more than this pain. Through every delusion and through every rain, say, I wanna love me right, love me, yeah. I wanna scream, 'cause this mess that I have is not letting me breathe. I wanna feel this, feel it, feel it all. I'm not gonna lose again my soul. I wanna cry and not feel judged for what's inside my eyes. I wanna feel this, feel it, feel it all. I'm not gonna lose again my soul. I wanna cry, I won't feel just for what's inside my eyes. Ed eccoli i messaggi che arrivano. Ogni volta che trasmetto quest'artista arrivano i WhatsApp di complimento. Si fa chiamare Xada con la X. Questa è Can I Love Myself. La trovate su tutti gli store digitali, la trovate su YouTube. Xada Moi, nome strano e strampalato, ma si chiama proprio così. E sta cominciando la sua tournée. Comincia dalla zona di Pavia e si estende in giro, e l'appello lo facciamo, visto che abbiamo parlato prima di territorio con la zona di Pontremoli, ai vari comuni che magari per l'estate vogliono fare un po' di musica di qualità, non schifezze. Xada Moi, vedete, tra gli artisti indipendenti noi privilegiamo quelli sconosciuti a livello nazionale, ma che hanno una potenza, una forza. Ragazzi, ditemi un po' cosa ne pensate. 11:36, tra pochissimo arrivano i vostri WhatsApp arrivati questa mattina al 3406709659, quasi tutti a commentare la notizia del giorno sulla strage a Modena. Vi dico che il sito del Corriere coraggiosamente ha ripreso la mail spuntata anche attraverso il quotidiano Il Giornale con l'intervista al ministro dell'Interno Piantedosi, una mail di questo ragazzo che aveva scritto tempo fa all'Università di Modena dicendo: dovete farmi lavorare, bastardi cristiani di merda. Poi si era scusato e attenzione, vi leggo anche in particolare, il Corriere vende cara la pelle oggi, anche perché questa è una notizia che forse cambierà completamente il pensiero su questo personaggio. Allora scriveva: dovete farmi lavorare come impiegato, non magazziniere, capito? E qua a Modena e non in culo al mondo, dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene. E ancora, voglio lavorare,
bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Poi si è scusato, mi spiace per la maleducazione. E ancora, non riesco a trovare lavoro coerente con i miei studi e non so cosa fare, sono da solo, 27 anni e vivo con i miei genitori stranieri, cosa mi consigliate di fare? Grazie. Ci fermiamo, è il momento di dare la linea all'informazione cattolica, un altro tipo di informazione che trovate sul sito internet di informazionecattolica.it. E adesso sì, linea a Matteo Orlando. Buongiorno Semmi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Quest'oggi cominciamo con un articolo che abbiamo pubblicato ieri sul nostro secondo sito infobreac.it. Il titolo dell'articolo è abbastanza chiaro. Dopo Modena, la remigrazione è una priorità assoluta. Abbiamo parlato del fatto della strage che c'è stata a Modena da parte di un magrebino che ha travolto i passanti con la sua auto nel centro storico, ferendone gravemente diversi, tentando poi di aggredire un uomo con un coltello durante la fuga. E tra le cose che sottolineiamo in questo articolo è che uno Stato serio non può permettere che chi rifiuta le regole fondamentali della convivenza continui a restare sul territorio nazionale senza conseguenze, e per questo è sempre più urgente praticare in Italia una remigrazione di massa. Per troppo tempo, infatti, l'Italia ha confuso l'accoglienza con l'assenza di condizioni, ha accolto senza pretendere integrazione reale, senza rispetto culturale, senza adesione ai valori costituzionali e soprattutto senza il rispetto della legge. E una società può essere aperta soltanto se è capace di difendersi. Lo stesso problema da un'altra ottica lo abbiamo sviluppato stamattina invece su Informazione Cattolica, dove l'editoriale principale ha come titolo "Dove va la salute mentale dopo la legge Basaglia?". Cioè abbiamo analizzato la gestione del disagio psichiatrico in Italia, che secondo noi lascia a desiderare, perché il caso di Modena apre sicuramente delle riflessioni. La prima fragilità che notiamo riguarda la struttura, la rete territoriale, cioè i centri di salute mentale che sono stati pensati come alternativa diffusa e capillare ai manicomi chiusi con la legge Basaglia, sono rimasti spesso sottofinanziati e disomogenei tra le regioni. Un secondo problema che analizziamo riguarda la gestione dei casi ad alta intensità, come quello del soggetto che poi ha provocato la strage a Modena, e a questo poi si può aggiungere anche un tema spesso sottovalutato: il raccordo tra servizi psichiatrici, forze dell'ordine e sistema giudiziario. E abbiamo anche cercato di riflettere su quanto accade in Francia, in Germania, nel Regno Unito a proposito di salute mentale. Quindi è un articolo, anche questo, che vi invitiamo a leggere. Stamane, poi, su Informazione Cattolica, abbiamo parlato anche di una strategia deliberata di cancellazione, vale a dire il rischio di fare diventare la Terra Santa una Disneyland cristiana. Abbiamo riportato le parole di Nicodemus Schnabel, un abate, che ci ricorda che nel cuore di Gerusalemme sono sempre più alte le tensioni confessionali e che aumentano, c'è un'impennata drammatica di attacchi anticristiani in Israele. Quest'articolo, secondo noi, va letto per riflettere su quella che è la realtà che può evidenziarsi in Israele. In un articolo che abbiamo pubblicato 2 giorni fa, invece, Angelica La Rosa ci parla di un'altra realtà, delle radici gnostiche della New Age e della sua infiltrazione nel cattolicesimo. Questa è una denuncia che arriva dal sacerdote argentino Gustavo Lombardo, che ha sollevato un velo critico su quelle che ha definito l'infiltrazione della New Age all'interno del cattolicesimo contemporaneo attraverso un monito severo contro l'adozione acritica di pratiche come lo yoga, la mindfulness e il Reiki, perché queste discipline non sono neutre dal punto di vista spirituale, ma rappresentano invece una reviviscenza del moderno gnosticismo. Ancora, carissimo Sem e carissimi ascoltatori di Radio Libertà,
Oggi abbiamo pubblicato un video e un testo di Alessandro Franchi che ci parla di Near Death Experience, cioè l'esperienza ai confini della vita, e quindi di quelle persone che per problemi sanitari poi si svegliano da coma o altri fenomeni di questo tipo e raccontano esperienze vissute particolari con anche incontri particolari. Vi invitiamo a leggere anche questo articolo oggi su Informazione Cattolica. Sempre su Informazione Cattolica, ma il 15 di maggio, abbiamo parlato di un tema particolarmente scottante, cioè quello di crescere poveri nella settima potenza industriale. Perché questo? Perché mentre la politica discute, i minori pagano il prezzo della crisi economica in Italia. Secondo gli ultimi rapporti, infatti, il 23% dei minori italiani vive in una famiglia con un reddito inferiore al 60% di quello della media nazionale, e questo è un gravissimo problema. Per quanto riguarda ancora un altro tema che abbiamo approfondito, riguarda il Papa. Questa mattina su infobreak.it abbiamo intitolato questo articolo Leone XIV cerca di superare la contrapposizione sterile tra progressisti e tradizionalisti. Abbiamo ricordato che il 18 maggio dell'anno scorso è stato il giorno in cui in piazza San Pietro Papa Leone XIV ha inaugurato solennemente il suo pontificato attraverso la solenne celebrazione liturgica, e abbiamo preso spunto nella nostra riflessione proprio da questa celebrazione liturgica per ricordare l'impegno che ha avuto quest'anno su questo tema questo pontefice statunitense, e abbiamo notato che proprio il superamento della contrapposizione tra progressisti e tradizionalisti è l'impegno principale del Papa, che ha proposto una maggiore libertà e serenità per le comunità legate alle forme liturgiche tradizionali, ma chiedendo contemporaneamente obbedienza ecclesiale, unità e rifiuto di ogni spirito settario. Inoltre abbiamo pubblicato anche stamane il suo testo della Regina Coeli, che è stato proclamato ieri. Per quanto riguarda ancora, carissimo Semmi, un altro articolo importante su cui riflettere, abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, a firma di Angelica La Rosa, un testo dal titolo Insegnanti, fate bene a non accompagnare in gita gli studenti. L'insegnante non accompagna più studenti, abbiamo scritto ironicamente, ma fino a un certo punto, ma trasporta materiale esplosivo umano con responsabilità illimitata. Perché questo? Perché sia i genitori che le scuole pretendono che gli insegnanti che accompagnano gli studenti nelle gite siano i responsabili assoluti per qualsiasi cosa loro facciano, dalla mattina alla sera alla notte, cercando di prevenire qualsiasi cosa che naturalmente è impossibile perché un insegnante non ha poteri divini, eppure diciamo ancora oggi si rischia grosso quando succede qualcosa durante una gita, da una lite, una fuga notturna, una ubriacatura o un ricovero ospedaliero, addirittura una caduta da balcone, come se l'insegnante dovesse essere contemporaneamente presente in più stanze e davanti a più alunni a tutte le ore, cosa che naturalmente è impossibile. Per quanto riguarda le ultime due notizie, vogliamo ricordarvi che come Informazione Cattolica noi in questi giorni stiamo pubblicando un commento al Vangelo del giorno e la seconda lettura dell'ufficio delle letture del giorno. Poi anche in questo mese di maggio abbiamo rilanciato il Sacro Manto a San Giuseppe, delle pagine da libri di Don Giuseppe Tomaselli che riflettono sulla Eucaristia e sulle piccole ostie, un gruppo religioso che si occupa appunto di rilanciare la devozione eucaristica. E oltre a questo vi ricordo anche che abbiamo tanti articoli, a parte quelli che vi presentiamo qui in questa rassegna stampa. Ecco, e per quanto riguarda infobreak.it abbiamo anche lì il commento al Vangelo del giorno, poi il Santo del giorno, una selezione di programmi dal web, poi quello che è accaduto negli anni e nei secoli passati e nella data di oggi, e poi ancora abbiamo ogni giorno 2 articoli che sono i nostri editoriali principali. Ecco, e infine per concludere vogliamo ritornare su quanto è accaduto a Modena, e in un articolo pubblicato stamane sempre su Infobreak abbiamo intitolato
la nostra riflessione con questo testo, quando l'immigrazione è un detonatore di tensioni e di insicurezza. E diciamo sostanzialmente che al di là della stretta ricostruzione giudiziaria, l'episodio di Modena solleva ancora una volta profonde riflessioni sulla percezione della sicurezza e sui rischi connessi a una mancata o problematica inclusione sociale degli stranieri in Italia. Ecco perché all'inizio di questo nostro intervento parlavamo di necessità della remigrazione per coloro che ne presentano, diciamo, le caratteristiche. Intanto vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Buongiorno, questo personaggio cripto-italiano rappresenta il sentire di quella popolazione che invade e disprezza la società che li ospita, e le vittime sono la rappresentazione plastica della nostra condizione. Sto leggendo i WhatsApp arrivati in mattinata al 34067091659. 6709659. Sammy Varin, se dai il numero sbagliato chissà chi scrivono, e stiamo commentando sicuramente in gran parte dei messaggi ciò che è avvenuto sabato a Modena. Via la cittadinanza a chi commette qualsiasi crimine, perché solo i gravi. Se uno ruba può stare, dice Roberto. Quanti sono gli italiani autentici, anche laureati, che non trovano lavoro? Scrive Antonia. Ciao Sammy, se guardi la TV, la colpa di quello che è successo a Modena è di Salvini. Io non guardo più le trasmissioni di Del Debbio e mi dispiace, perché spesso c'è il giornalista Verderami, che io stimo tantissimo, e lo vorrei presidente del nostro paese, scrive Mario. E poi un messaggio audio, sentiamo che dice. Ah, in questo momento c'è qualcosa di... C'è sotto qualcun altro. Aspetta un attimo, abbiate pazienza che chiudo un po' di siti. Spotify. Chi l'ho lanciato Spotify? Giuro che non l'ho lanciato e non sono stato io. È partito da solo. Ora ci siamo. Vado. Semi, buongiorno a tutti. Io sono Albino. Allora, io ieri ho inviato il 730 e nella scelta del 2 per 1000 cercavo Radio Libertà, nella mia ingenuità. Magari. Non l'ho trovata. Però ci sono due Padanie. Una è Padania Lega per Salvini Premier. E allora a quel punto lì l'ho messo sulla Lega per Salvini Premier, perché l'altra non so se vale sempre, se c'è ancora, che è quella di Padania Lega Nord per la Padania, una roba del genere. Comunque bisognerebbe fare solamente chiarezza, perché non vorrei poi con 2 per 1000 funzioni e l'altro no. Comunque il mio 2 per 1000, a dire il vero, era appunto inviato alla radio. Quindi passa poi un attimo da Salvini, fatelo dare, non so, fatti dare. Vi ringrazio. Ciao. Vi ringrazio della grande mano. Beh, lo sapete, per aiutare la nostra radio si va sul sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra dona ora, e attraverso la carta di credito con un bonifico ci donate quello che potete, quello che volete, o attraverso conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà. Chiaro, non siamo una onlus, non siamo neanche un partito, e se volete aiutare la nostra radio, certamente aiutando anche il partito di Matteo Salvini, la Lega, la aiutate come? Col vostro 2 per 1000, 2 per 1000, 5 per 1000, 8 per 1000, lo sapete, se non lo destinate a nessuno vanno allo Stato. D13, Domodossola 13, è quella a cui bisogna specificare affinché vada alla, tra virgolette, nuova Lega. Il vecchio D43 è ancora valido, ma certo non va a Vannacci, ve lo giuro, quindi se vi siete sbagliati non tormentatevi, ma comunque il nuovo termine è D come Domodossola 13.
Buongiorno, che bello scoprire una radio dove si parla di problemi comuni a noi italiani, senza nascondersi dietro sta merda di cultura woke. Remigrazione sempre. Quanto accaduto a Modena è un atto terroristico. Gli unici a fare ste merdate sono solo gli islamici. Oddio, non proprio gli unici, però diciamo che ci stanno dando un cattivissimo esempio. Grazie a questo ascoltatore che per la prima volta ci ha scritto al 340 6709 659. Com'è che questo personaggio, se era psicopatico, avesse la patente? E com'è che prima di quella strage ha cancellato tutti i suoi social e già era in cura in psichiatria? In Svizzera c'è stato un caso dove un italiano è stato revocato il passaporto svizzero perché è radicalizzato con l'ISIS, ci scrive Clara. Cara Clara, quello che poi è saltato fuori oggi, quella mail, secondo me ha chiarito molto la personalità di questo signore. Ecco uno dei post dell'attentatore di Modena che scrive Allah aiutaci in ciò che stiamo facendo a rimuovere questa peste da noi, o poverissimo di coloro che mostrano misericordia. E vabbè, comunque ripeto, quella mail che ha scritto all'università è già abbastanza chiara e pubblicata in questo momento dal sito del Corriere della Sera. 2 messaggi audio sul cursore, sentiamo che dicono. Sammy, Ui. mi viene da ridere nell'aver sentito di questa lettera che la Meloni ha fatto alla von der Leyen, quando in Europa l'Italia, nella Commissione e nel Consiglio, l'Italia dice sempre sì a tutto, ha detto sì al Mercosur, dice sì a qualsiasi cosa. Allora, anche un bambino dell'asilo, anche un cane sa che se fa il bravo gli arriva il biscottino, ok? Se fa lo stronzo no. Allora l'Italia, firmiamo il Mercosur, sì, a patto che c'è bisogno di fare, sì, a patto che dare per avere, cazzo, ma non è questione di politica, è questione di buon senso. E poi le lettere alla fine mi sembra che non funzionino anche più, magari mando un'email, quella la leggono le lettere, magari si perdono con le poste italiane che spendono i milioni per sponsorizzare gli internazionali di Roma, la Cassa Depositi e Prestiti, quei soldi, chissà che fine fanno. Ciao sempre. Cavo. Mattarella al mattino va dalle persone che sono state falciate da questo. Vabbè, niente. Con la faccia triste, contrita, che dolore. E il pomeriggio sciambola. Allucinante. Ma che figura è questo qua? Re Sergio I. Ma povero Mattarella, è il suo mestiere, è il nostro secondo papa, ma uno che ha disagi psichici, gli lasciano la patente, possiede un'auto e può circolare liberamente, scrive Marco. Essere nato in Italia non significa che sei magicamente italiano. I pidioti non hanno capito ancora che la Lega è il megafono di ciò che pensa il 90% degli italiani sul problema dell'immigrazione clandestina. È vero, Marco, è vero. Il problema è che poi sono in pochi a votare la Lega, quasi ci si vergognasse, e che poi alla fine, certo, Salvini l'ha sparata grossa, ma mi pare che l'abbia azzeccata. Cosa credeva? Che una volta ottenuta la cittadinanza e conseguita la laurea schioccava le dita e trovava un lavoro? E a proposito della famosa mail che vi abbiamo letto e di cui vi abbiamo parlato in anteprima in rassegna stampa grazie al quotidiano Il Giornale. Non Bergamo, Monza Brianza. Ah, ok, sì, la Pina. Vabbè, ho sbagliato, lo so, sei campanilista. Marocchino nato in Italia, una sintesi perfetta come quella di un maiale nato in un pollaio. Non sarà mai un pollo, con tutto rispetto chiaramente per chi è nato in Italia, è marocchino e le proprie tradizioni, ma ci mancherebbe altro, però poi bisogna rispettare la propria terra, adeguarsi anche a quelle che sono la legge, la Costituzione di questa terra che ti ospita. Un altro messaggio audio, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy. Ui. Mi spiace molto, proprio sono molto addolorata per quello che è successo a Modena, è veramente indicibile la gravità. Purtroppo questi ragazzi, io ho fatto l'esperienza perché ho lavorato nella scuola, vengono da famiglie appunto straniere e non c'è inclusione, perché comunque loro respirano un'aria in casa che non è così, non collaborano.
e io ne ho visti di casi. E quindi questi ragazzi queste famiglie andrebbero aiutate, andrebbero proprio coltivate, no? Mettere proprio avere una relazione con chi li può aiutare, ma dovrebbe essere non una cosa eccezionale, dovrebbe essere curricolare. Sì, si dice tanto appunto di inclusione, di scambio di culture, eccetera, però questi ragazzi comunque hanno dentro di loro una barriera, una tristezza, un'incapacità proprio ad inserirsi. E guarda, ne sto vedendo veramente diversi di questi casi. Quindi sono famiglie che andrebbero effettivamente seguite, supportate e aiutate a fare un percorso di seria e vera inclusione. Purtroppo con questo ragazzo non è stato fatto, anche perché bisogna iniziare dall'inizio, da quando sono piccoli, quindi i segnali sicuramente ci sono stati, solo che non sono stati colti. E quindi la responsabilità, ecco, e poi la cittadinanza non si può dare così, è una cosa molto seria. Non basta essere nati in Italia, non basta magari parlare l'italiano, no. Bisogna che il governo, chi per esso, le istituzioni, prima di dare la cittadinanza, effettivamente valutino bene la maturità del soggetto. Ciao, buona giornata. Grazie a questa ascoltatrice. E comunicazione anche Repubblica, dopo qualche ora di attesa, ha messo sul suo sito elettronico Modena, le mail di El Coudry, bastardi cristiani, e Salvini che chiede: è italiano? Peggio mi sento. Piantedosi non è terrorismo. Appena aggiornato il sito di Repubblica. L'italiano di seconda generazione, la sua fede musulmana, l'odio loro lo hanno verso i cristiani, non importa di quale paese, il nostro ancora di più, abbiamo il Vaticano. Poi altra cosa, i responsabili sono i medici che non si erano accorti che era instabile. Io non credo che ha agito senza ragioni, psicotico ma lucido. Quelli che lo giustificano pensino se tra quelle persone che lottano per sopravvivere ci fosse un loro parente. Salvini, sono con te, ci scrive Mary da Ferrara. Ricordate che in molte città d'Italia questa domenica e questo lunedì si va al voto. Cambiamo nome al nostro paese, non più Italia, ma Idiotalia. Sammy, adoro la tua rassegna stampa, la definirei alla one way. La definirei alla one way. Il pazzo di Seriate, gente del nord della Bergamasca. Sì, come no. Un messaggio audio sul cursore. Buongiorno a tutti da Pier. Problemi psichiatrici non giustificano una cosa del genere. O probabilmente c'è anche qualcosa del genere, ma qui c'è un profondo odio verso l'Italia. È chiaro che una persona che è cittadino italiano, che voglio ricordare, non è cittadino italiano perché nasce da due marocchini, è cittadino italiano perché o i genitori sono già diventati italiani avendo fatto richiesta dopo 10 anni, o dopo 10 anni lui stesso ha fatto richiesta e l'ha ottenuto. E togliere la cittadinanza è qualcosa di estremamente complicato. Niente. Questo deve marcire in galera, però deve essere chiaro a tutti che qui c'è odio, non c'è disgrazia, non si può giustificare una cosa del genere. Questa persona rappresenta un modo di pensare di noi dell'Occidente, dell'Italia, che non può coniugarsi con noi. Non va bene. Interessante. Come mai uno di quelli che hanno bloccato l'attentato diciamo che è un egiziano, invece facciamo fatica a dire che l'attentatore era di origine marocchina? Specifica il Bruno di Genova, con tutte le lodi, ripeto, a quel padre che ha scagliato il proprio figlio, gli ha detto vai,
corri, prendilo, e il proprio figlio è riuscito a disarmare l'attentatore, con le lodi anche chiaramente a chi ci ha battagliato e ha rischiato la pugnalata al cuore. Sammy caro, allora dai barconi vanno mandati in Albania per essere visitati seriamente, per escludere problemi di qualunque genere, oltre che per testare la verità dei falsi minorenni. Quando ero giovane potevano entrare in Italia solo i possessori dei visti consolari, quindi persone aventi diritto. Oggi potremmo chiudere i consolati in certi paesi, risparmieremmo costi. Scherza, mica tanto, Luciana. Ciao Sammy, spero che tu stia bene. Salvini ha ragione, ma non verrà ascoltato ovviamente. Sarà criticato perché il bastardello marocchino è italiano e non ce lo togliamo di dosso. Salterà fuori la solita storia che il poveretto era odiato, che gli italiani sono razzisti. Questi sinistroidi non capiscono e continuano a non capire un cazzo. Adesso salta pure fuori la storia che poverina non trovava lavoro. Anche i veri italiani non lo trovano. Non so se ne usciremo e se sarà sempre troppo tardi per colpa dei beoti sinistri, tra i quali ci metto Forza Italia. Diciamo poi che in Marocco non si sta poi così male, non c'è la guerra, pertanto se ne possono tornare al loro paese. Meditazioni profonde quest'oggi, scherzo, ma sono molto 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 veritiere. Che faccio? Me ne vado? Perché i ragazzi che scendono in piazza per Gaza e distruggono tutto sono italiani? Questo marocchino quanto è costato all'Italia e alla sua famiglia per attivare l'università? Scrive Fausto. Ormai la Lega, come tutto il centrodestra, è un disco rotto su tutti i temi che vanno dalle pensioni alla sanità alla sicurezza, solo bla bla. Ferdinando, è un tuo parere. Ma quale minaccia russa? Minaccia europea alla Russia? Corsetto, Crosetto, alle mani in pasta, armi. In Svizzera ti revocano tutto, anche per fatti non gravi. Bentornato Sammy, senza nulla togliere a tutta la squadra. Angelo e Terry da Biassono, grazie, grazie, grazie. Lo so, ci vogliamo bene, siamo una famiglia. Buongiorno, non mi andava internet, ora ci sono, bene. E poi è tardi, me ne devo andare, cacchio, sono le 12.04 e non mi pagano gli straordinari. Signore e signori, grazie per il gentile ascolto. Tra poco la belva civile con il deputato della Lega Ottaviani che tornerà su Modena. A domani, ore 7.30. Grazie a Francesco in regia.